Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Nel corso della mattinata odierna a Palermo ed esattamente in via Libertà al Civico 6 è scoppiato un incendio all'interno della trattoria Carpaccio, causando preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente il rogo si è verificato quando il locale era ancora chiuso, quindi non vi era nessuno al suo interno. La strada è stata chiusa da via Carducci al Politeama per consentire l'intervento dei soccorritori e garantire la sicurezza della zona. Nel centro storico di Acireale, intorno alle 17:30 di ieri pomeriggio, 12 marzo 2023, i vigili del fuoco sono intervenuti per un altro incendio in un'abitazione al terzo piano in via Paolo Vasta 56. Il rogo ha coinvolto un materasso, una libreria e altri oggetti. Al momento le cause di quanto accaduto non sono ancora chiare e ancora in corso di accertamento. La notte scorsa alla discoteca della Vecchia Dogana, situata nel porto di Catania, si è verificata un'altra situazione di violenza. Poco dopo la mezzanotte un gruppo di ragazzi ha iniziato ad aggredire alcuni addetti al bancone del bar perché sembra pretendessero cocktail gratuiti. La rissa ha causato il lancio di bottiglie di vetro e pezzi di arredamento, causando feriti, tra cui il barista. Una nuova tragedia si è verificata nel Mediterraneo, dove un barcone alla deriva con 47 migranti a bordo ha segnalato la propria presenza alle autorità attraverso Alarm Phone. Alarm Phone ha criticato l'Italia accusandola di aver ritardato consapevolmente i soccorsi, lasciando i migranti morire. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14.